Io mi scuso perché ci possono essere state ultimamente delle perdite di corse, ma sono, devo dire, molto limitate. Possono ingenerare chiaramente delle demotivazioni, ma la mancanza anche, e stiamo correndo, di alcune persone, questo ha creato qualche disguido. La situazione del trasporto pubblico locale è complicata, lo certificano le scuse dell'amministratore delegato di Bus Italia Veneto, Gino Colella. La prima necessità è quella di reperire autisti. L'esperimento della cosiddetta Academy per formarli verrà replicato a breve. Anche attraverso logicamente una seconda academy con i rifugiati politici, dove dovremmo inserire in azienda circa una ventina di queste persone. Il trasporto pubblico è centrale per l'amministrazione Giordani, sottolineano a Palazzo Moroni. Per questo è stata istituita una nuova agevolazione per il periodo natalizio. L'offerta prevede un abbonamento a 10 euro, un abbonamento natalizio con il quale dal 1 dicembre al 7 gennaio si può viaggiare su tutti i mezzi di trasporto urbani di Padova. È un'iniziativa in cui crediamo per promuovere chi vuole utilizzare il trasporto pubblico in un periodo delicato come Natale e per riavvicinare tutti coloro che magari prima del Covid lo utilizzavano e hanno perso questa abitudine. La priorità è riavvicinare i padovani all'utilizzo dei mezzi pubblici. Io penso sia un'iniziativa importante che fa il Comune in collaborazione con Bus Italia, proprio per far sì che la gente capisca che c'è un altro modo di muoversi, il trasporto pubblico.